Rotolo panna e fragole, un'idea fresca e golosissima per la ricorrenza della festa della mamma. Per prepararlo iniziamo dalla pasta a biscotto montando all'interno di una planetaria gli albumi con lo zucchero. Aggiungi poi un tuorlo alla volta e anche la scorza di limone. Setaccia all'interno dell'impasto la farina e la fecola e mescola delicatamente dal basso verso l'alto per non far smontare il composto. In ultimo aggiungi l'olio di semi. Versa il composto all'interno di una teglia ricoperta da carta forno e cuoci in forno statico a 190 gradi per 10 minuti nel ripiano centrale. Intanto prepara la crema di farcitura, montando all'interno di una ciotola il mascarpone con la panna fresca e lo zucchero a velo. Taglia anche le fragole fresche sciacquate a pezzettini che ti serviranno per la farcia. Intanto sforna la pasta a biscotto e capovolgila su di un canovaccio inumidito e strizzato e lasciala riposare coperta con pellicola. Una volta intiepidita, farcisci con la crema preparata in anticipo e le fragole fresche. Aiutandoti con la pellicola, avvolgi delicatamente il rotolo su se stesso e lascialo riposare in frigo per almeno 3 ore. Una volta raffreddato, decoralo a piacere. Io ho utilizzato questa griglia di cioccolato fuso, ciuffetti di panna o anche di crema magari avanzata e fragole fresche tagliate a metà. Ed eccolo, scenografico e buonissimo. La mia mamma mi chiedeva sempre per la sua ricorrenza la torta panna e fragole. E per la tua? Qual è la sua torta preferita? Fammelo sapere nei commenti. Buon dolce!